Interessante e approfondito dibattito ieri al Consorzio Universitario di Agrigento verso Agrigento capitale della cultura per diventare parte attiva di un processo di sviluppo della Costa del Sud. Finalmente i comuni di Porto Empedocle, Grotto e Racalmuto avranno l'acqua 24 ore al giorno. Aggredisce la madre picchiandola, è caduto a Sciacca, a Cammarata scoperte slot machine illegali in un bar, ad Aragona si è svolto il pellegrinaggio della reliquia di Beato Livatino, centinaia di lettere in arrivo al Parlamento della legalità per la pace nel mondo. Si svolgerà domenica a Punta Bianca una festa per festeggiare i primi 600 giorni in cui non si spara al poligono Drasi da parte dell'esercito italiano, l'iniziativa organizzata da Mare Amico Agrigento. L'icona dell'Agragas Matteo Valentino Colucci, ospite della trasmissione nazionale di Sport Italia. Benvenuti all'appuntamento di TV Notizie di oggi verso Agrigento 2025 per diventare parte attiva di un processo di sviluppo della Costa del Sud. È stato questo il tema di un articolato, interessante e propositivo convegno che si è svolto ieri presso la sede del Consorzio Universitario di Agrigento, organizzato dall'Ande, presieduto da Caola De Paoli, che ha visto la partecipazione del dottor Antonino Mangiacavallo, presidente dell'Equa, Franco Albergoni, presidente dell'Associazione Meno, Pietro Busetta, economista, Giuseppe Taibbi del FAI e Franco Zanini del SASP. Sindaco, anche lei ha questa iniziativa Agrigento verso 2025 con tanti relatori. La città soffre un po' di stanchezza su questo percorso, ancora la fondazione, lo statuto, insomma sembra quasi che ci sia una battuta di arresto dopo il traguardo raggiunto. Ma sicuramente la battuta d'arresto non è da parte mia. Agrigento è stata eletta e ha vinto questa opportunità di capitale italiana della cultura 2025, si sta lavorando, io sto lavorando come progettisti. Sì, c'è stato un po' di rallentamento a livello dei consiglieri comunali e dei revisori dei conti, però ho fiducia proprio nel mio consiglio comunale, ho fiducia in quello che gli agrigentini possano fare per la nostra Agrigento. Tutto sommato bisogna chiudersi al guscio, lavorare tutti insieme e far sì che questa opportunità per Agrigento diventi veramente epocale. Verso Agrigento 2025 per diventare parte attiva di un processo di sviluppo della Costa del Sud. Lei è tra i relatori, dà il suo saluto a questa interessante iniziativa. Dottore Mangiacavallo, lei ha fatto tanto per Agrigento Capitale 2025, quali sono gli obiettivi di questo momento di introduzione? In primo luogo, prima di parlare di Agrigento 2025, ritengo che sia arrivato il momento, non più rinviabile, di parlare di Agrigento 2023 e di Agrigento 2024, perché ci stiamo riempiendo la bocca di Agrigento 2025 e abbiamo dimenticato che c'è un lavoro preparatorio, un'attività di programmazione, una strutturazione che, nonostante siano già trascorsi 200 giorni dalla proclamazione, è ancora a livello zero. Io mi auguro che anche questi convegni possano servire per sollecitare chi ha responsabilità organizzative, chi ha responsabilità di governo della città, in maniera che si possa passare dalla fase dei proclami a quella fase realizzativa che non può più aspettare, perché c'è un rischio incombente che è la più importante, forse unica opportunità che si presenta per la provincia di Agrigento, e non vorrei esagerare, forse per l'intera Sicilia, si possa trasformare in un sonoro, imperdonabile insuccesso. Questo lo dobbiamo evitare, ognuno per la propria parte, chi ha incarichi politici, chi ha posizioni organizzative, i cittadini, le forze sociali, anche noi che abbiamo collaborato in maniera determinante per l'ottenimento di questo risultato dovremo fare il nostro dovere, per cui io non posso che confermare, e lo dirò ufficialmente in occasione di questo convegno, la piena e disinteressata disponibilità del Consorzio Universitario per raggiungere quell'obiettivo che ci sembrava impossibile, ma che credo sia a portata di mano. L'importante è che abbiamo le idee chiare sul lavoro che si deve fare. Come? Quando? Ma sicuramente subito. Proprio quella di svegliarla, perché un'occasione come questa di Agrigento Capitale della Cultura non può essere persa.
e quindi è necessario porsi degli obiettivi veri, porsi degli obiettivi di sviluppo adeguati, perché essere capitale della cultura è strumentale rispetto ad una proiezione di Agrigento nello sviluppo economico del Paese. Per fare questo è necessario cominciare da subito e fare in modo che in realtà vi sia un cambio di passo, cosa che io non vedo in questo momento. Quindi cosa bisogna fare? Cosa bisogna fare? Mettersi insieme e lavorare perché diventi effettivamente un'occasione utile. Significa porsi i problemi di quanto deve essere l'afflusso turistico, di dove queste persone devono andare, di cosa si deve fare nell'anno, di come devono essere collegati. Qua non è possibile arrivare in una capitale di cultura con 2 ore e mezza da qualunque aeroporto, questo è impensabile, è come quando Matera non aveva la stazione dei treni. Quindi bisogna cominciare a essere decisi rispetto alla politica, perché il fatto è politico ed è solo politico. Agrigento e i suoi rappresentanti si impegnino adeguatamente, perché altrimenti la città deve dire, se non si impegnano adeguatamente, se non si utilizza questo strumento, e se ne vadano a casa. La città ha attraversato delle difficoltà che sono convinto riuscirà a risolvere. L'occasione Capitale Italiana della Cultura riguarda non soltanto un progetto culturale e artistico, ma riguarda lo sviluppo economico e sociale di un territorio che comprende Agrigento, ma che non è soltanto Agrigento, e quindi l'ipotesi e la possibilità che tutto questo contribuisca a dare forza a una dimensione locale in rapporto con l'esterno e col mondo, per rafforzare la dimensione turistica del territorio e rafforzare il benessere dei cittadini. Siamo un po' in ritardo con i tempi? Potevamo avere tempi più rapidi, ma siamo in tempo per fare un ottimo lavoro. Intanto devo dire che al di là della suggestione del titolo, ogni anno Ande mette nei suoi programmi, e anche quest'anno lo sta facendo, un convegno sul tema di economia. Questo quindi appunto è un convegno che rientra perfettamente in quel tema, in quel macro tema, e quindi siamo qui per cercare oggi di ragionare su quelle che sono le situazioni di economia e ambientali del nostro territorio e anche dell'area mediterranea. Naturalmente per fare questo abbiamo voluto persone eccellenti, relatori eccellenti, e che hanno dato un contributo fortissimo ad Agrigento Capitale della Cultura Italiana 2025, e che quindi oggi saranno relatori, faranno i loro interventi. E poi abbiamo voluto fortemente il professore Busetta, Pietro Massimo Busetta, in quanto economista, profondo conoscitore dei problemi del meridione, che certamente saprà proporre degli spunti di riflessione per poter attuare quello sviluppo che noi speriamo che si possa realizzare, di cui il progetto di Agrigento Capitale della Cultura vorremmo che fosse appunto il volano. Un'occasione imperdibile, direi. Ma parleremo non solo di Agrigento Capitale della Cultura, perché comunque il 2025 verrà, quindi questo dobbiamo saperlo, anche se in questo momento ancora non diamo la sensazione di essere estremamente pronti per affrontare questa sfida, però sappiamo che il tempo passa e prima o poi arriverà il 1° gennaio del 2025. Noi questa sera affronteremo in maniera più ampia il tema dello sviluppo del territorio, quindi ci occuperemo anche di quello che potrà succedere dopo il 2025, perché noi diamo per scontato che nonostante i ritardi si possa arrivare a organizzare qualcosa che possa rendere accattivante il nostro territorio e che si possa valorizzare questa opportunità, un'opportunità che non si ripresenterà e che nelle altre città ha dato risultati sorprendenti. C'è stato già un primo bilancio delle città che quest'anno sono capitale della cultura, Bergamo e Brescia, che hanno aumentato le loro presenze di oltre il 50%, ma lì in poco più di 6 mesi sono stati fatti oltre 1100 eventi, significa 6 eventi al giorno. Questa è la sfida che deve affrontare Agrigento. Sì, in realtà il mio sarà un excursus
per lavorare sulla memoria, per raccontare come siamo arrivati a diventare capitale italiana della cultura. Non ci siamo diventati per caso, c'è un lavoro che parte proprio dalla società civile. Il FAI è stato chi ha proposto per la prima volta la candidatura e quindi mi faceva piacere essere accanto alle donne lettrici, accanto agli altri protagonisti per raccontare questo excursus che io guarderò dal punto di vista del FAI, ma ognuno di noi si può riconoscere in questi ultimi anni in cui Agrigento è molto cresciuta, e ritengo che a questo punto non ci sia da fare altro che proseguire questo cammino, istituzioni e associazioni insieme. Verso Agrigento 2025 per diventare parte attiva di un processo di sviluppo della Costa del Sud. Lei, dottor Franco Zanini, è tra i relatori. Il suo punto di vista su questa iniziativa? Il mio intervento specificatamente si concentrerà sulla strategia della sociologia del coinvolgimento, nel senso che oltre le manifestazioni ufficiali legate ad Agrigento 2025 è necessario, anzi indispensabile, il coinvolgimento dell'opinione pubblica e bisogna effettuare tante di quelle iniziative che permeino la cultura popolare ad ogni livello, per far sì che l'Agrigento 2025 lasci una traccia indelebile nella storia culturale della città. In caso contrario, se ci soffermiamo soltanto ai convegni, a tutto quello che è di ufficiale e di celebrativo, su questa manifestazione non resterà nulla, perché tutte le città che sono diventate capitale della cultura italiana hanno ricevuto un impulso decisivo sulla maturazione culturale della gente, perché la gente è stata coinvolta prima. E su Agrigento capitale della cultura e sui tempi che si stanno seguendo per arrivare al 20 e 25 con le carte a posto abbiamo sentito il parere del giornalista operatore culturale, professor Paolo Cilona. Professor Paolo Cilona, il suo punto di vista su Agrigento capitale della cultura 2025, il suo punto di vista di tecnico e anche da giornalista. Penso che sarà un avvenimento importante, perché finalmente Agrigento sarà al centro dell'attenzione non solo dell'Italia ma anche dell'Europa. Però dobbiamo dire la verità, la città non è organizzata per poter essere all'altezza di questo grande avvenimento, nel senso che bisogna subito affrontare i problemi della viabilità, della pulizia e soprattutto dell'ospitalità, che sono elementi essenziali perché Agrigento possa essere punto di riferimento essenziale per chi ha il desiderio di visitarla. Quindi secondo me bisogna lavorare, rimboccarsi le maniche, non fare solo polemica ma anche lavorare tutti assieme nell'interesse della città. C'è una spaccatura? No, si sente che c'è qualche cosa che non va, ma noi dobbiamo superare ogni ostacolo, perché poi gli ostacoli si riversano sulla città e quindi il risultato sarà non molto buono per la stessa città, e allora dobbiamo essere tutti assieme a rimboccarci le maniche perché Agrigento possa essere al centro del 2025. Il segretario nazionale della CGIL, Maurizio Landini, critica duramente la manovra economica approvata recentemente dal governo Meloni e annuncia: siamo pronti allo sciopero generale. Abbiamo sentito in merito il segretario provinciale di Agrigento, Alfonso Buscemi. Alfonso Buscemi, segretario della CGIL, una manovra finanziaria da qualche giorno portata avanti, redatta dal governo Meloni. La CGIL non è molto d'accordo, addirittura Landini ha spinto per una manifestazione, per uno sciopero generale prossimamente. Non siamo per niente d'accordo, perché nonostante da diversi mesi i lavoratori con le grandi manifestazioni di piazza hanno rivendicato il diritto alla salute, questo governo non mette le risorse per salvare la sanità pubblica. Al contrario, li riduce in percentuale. Hai voglia delle bugie che dicono di mettere più risorse, 146 miliardi, e il costo complessivo loro lo abbassano. Così come, dopo tutta la propaganda per anni di abolire la legge Fornero, al contrario hanno abolito quelle norme che consentivano a determinati lavoratrici e lavoratori di non poter utilizzare, faccio l'esempio opzione donna,
Faccio l'esempio di tutti coloro che perdevano un posto di lavoro, quindi l'anticipo pensionistico sociale per i lavoratori più deboli e più esposti, così come la riforma fiscale non porta nulla nelle tasche dei lavoratori se non confermando quei spiccioli che il governo Draghi aveva detto. Ecco, in questo contesto si sono dimenticati che in Italia c'è 130 miliardi di evasione fiscale e quindi li fanno pagare ancora una volta a pensionati, a disoccupati e lavoratori dipendenti. Non ne hanno proposto nulla rispetto ai giovani, i giovani continuano a scappare dall'Italia, non più dal meridione. Ecco perché siamo d'accordo, la UIL già si è espressa per arrivare anche a uno sciopero generale, perché questo governo, al di là della propaganda che fa, deve comprendere che c'è malessere nella società italiana. Presto Grotte, Porto Empedocle e Racalmuto avranno l'acqua 24 ore su 24, il servizio di Margherita Trupiano. Grotte, Porto Empedocle e Racalmuto avranno l'acqua 24 ore su 24. Sono stati infatti aggiudicati i lavori relativi allo studio di fattibilità tecnico-economica e interventi strutturali per la riduzione delle perdite idriche, che consentirà erogazione continua ai 3 comuni dell'Agrigentino. Si tratta di un appalto integrato bandito da AICA, mediante il quale era stato messo a gara lo studio di fattibilità tecnico-economica, che comprende sia la progettazione esecutiva sia la realizzazione dei relativi interventi. Ad aggiudicarsi la gara, le cui procedure sono state eseguite mercoledì mattina nella sede di AICA, il raggruppamento tra le società S4 ed Edile VNA, che hanno indicato come progettista la società Omniservice Engineering. Adesso AICA consegnerà alle società aggiudicatrici dei lavori i dati del progetto e un primo step prevede la redazione di quello esecutivo, a seguito del quale sarà possibile procedere con l'esecuzione dei lavori. Passiamo alla cronaca. Aggredisce la madre picchiandola e ferendola, e quanto accaduto a Sciacca, l'uomo, un 54enne del posto, secondo una prima ricostruzione, si è scagliato contro la donna di 68 anni, schiaffeggiandola e picchiandola. Aggredisce la madre picchiandola e ferendola, è accaduto a Sciacca, l'uomo, un 54enne del posto, secondo una prima ricostruzione, si è scagliato contro la donna di 68 anni, schiaffeggiandola e picchiandola. A intervenire sono stati i poliziotti del commissariato di Sciacca, che hanno arrestato il 54enne per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. A firmare il provvedimento è il GIP del Tribunale di Sciacca, che ha accolto la richiesta della locale Procura della Repubblica. Il giudice ha disposto immediatamente la misura cautelare degli arresti domiciliari. L'uomo adesso si trova presso una struttura sanitaria. Gli inquirenti hanno ascoltato la donna per capire se in passato si sono verificati altri simili episodi. 2 settimane fa un altro episodio di maltrattamento sempre in provincia di Agrigento, ma a Canicattì. Si tratta di un 40enne in cerca di denaro, aveva aggredito e picchiato l'anziana mamma infilzandolo con una forchetta sulla nuca della madre. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri in esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento su richiesta della Procura. L'indagato, dopo la notifica del provvedimento, è stato portato nella casa circondariale Pasquale Di Lorenzo di Agrigento. E a Cammarata scoperte slot machine illegali in un bar, 150.000 euro di multa al titolare. 2 slot machine prive di autorizzazioni di esercizio e dei codici identificativi e un distributore di caramelle e di gomme da masticare che consentiva tramite LED luminosi rotanti di effettuare il gioco d'azzardo. Questo quando scoperto ai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e del Monopoli, dell'Ufficio Controlli di Palermo, della sede operativa di Agrigento in un bar di Cammarata. Nel contesto delle attività di controllo finalizzate alla prevenzione e alla repressione delle violazioni in materia di apparecchi da divertimento, intrattenimento e scommesse sportive online. Le 3 apparecchiature elettroniche ritrovate sono state sottoposte a sequestro amministrativo immediato insieme all'incasso dei giochi, ammontante a 1.886 euro.
Il titolare dell'attività lavorativa si è visto così comminare diverse sanzioni amministrative per un totale di 151.000 euro, a cui si aggiungeranno successivamente le varie imposte erariali evase, sanzioni con interessi applicati nelle slot secondo quanto accertato i funzionari dell'Agenzia delle Dogane. Erano state installate delle schede elettroniche che consentivano giochi da casinò con vincite in denaro scollegati dalla rete telematica di ADM che permette la registrazione delle giocate e quindi il calcolo dell'imposta dovuta allo Stato. E si è svolto ad Aragona il pellegrinaggio della reliquia del Beato Livatino, visita alla caserma dei Carabinieri, che ha visto la partecipazione di Don Angelo Chillura e del comandante dei Carabinieri di Canicattì, Luigi Pacifico, il servizio. Don Angelo, la presenza della reliquia di Livatino ad Aragona, l'importanza di questo pellegrinaggio. Oggi la presenza alla caserma dei Carabinieri di Aragona. Rosario Livatino è stato proclamato dalla Chiesa beato, martire per la fede, il primo magistrato che viene proclamato beato, ed è un evento che ha un grande valore, un uomo che ha pagato con la vita la sua fedeltà al Vangelo, quindi il coraggio e la coerenza che si fondano sulla scelta di fede cristiana di Livatino. E ad Aragona stiamo vivendo 3 giorni particolarmente intensi perché vogliamo non soltanto conoscere meglio la testimonianza, la figura di Livatino, ma vogliamo anche offrire Livatino come esempio, modello di vita, perché una delle funzioni, dei motivi per i quali la Chiesa proclama i santi e beati è perché vengono presentati come esempi da imitare. E questa mattina la prima tappa che abbiamo fatto qui nella caserma dei Carabinieri, nella stazione dei Carabinieri, è stato un momento particolarmente intenso, un'accoglienza familiare, con grande attenzione, e questo sa di indicare che cosa? Sa di indicare come Livatino e tutte le forze dell'ordine, quindi anche dell'Arma dei Carabinieri, sono a servizio della società per il bene comune. Quindi la finalità è quello di promuovere il bene di tutte le persone, salvaguardando la comunità da quelle persone che vogliono interferire, che vogliono delinquere, che vogliono creare problemi alla convivenza serena e pacifica, che sia la mafia o che siano altri elementi ancora che tentano a guastare la vita sociale. Per questo la funzione di Livatino è stata una funzione principalmente sociale, per il bene della società. Un impegno, dicevamo, fondato sul Vangelo, che si basa sulla fede, però l'obiettivo è quello di creare una comunità di persone dove la giustizia e il rispetto degli altri siano elementi fondamentali. Cosa rappresenta, cosa vuol dire per l'Arma dei Carabinieri ospitare la reliquia del giudice beato Rosario Livatino? È stato per noi un privilegio accogliere oggi in caserma, nella stazione dei Carabinieri di Aragona, il reliquiario che contiene la camicia indossata dal beato Rosario Angelo Livatino nell'ultimo momento di vita. Devo dire però che è stata anche una grande gioia. Abbiamo avuto la possibilità di comunicare con il beato Rosario Angelo Livatino. Noi ci riconosciamo nei valori che hanno ispirato la sua esistenza, il suo operare, lo vediamo come modello di vita. Ecco, oggi con i valori del beato Rosario Angelo Livatino ci siamo riconosciuti. Grazie. Migliaia di lettere scritte da centinaia di ragazzi sono arrivate al Parlamento della Legalità, diretto da Niccolò Mannino, il cui destinatario è il Papa, in un momento in cui si sta attraversando un duro scontro tra Israele, Gaza e Hamas, la guerra tra Ucraina e Russia. Anche noi siamo armati, afferma Niccolò Mannino, ma di fogli, quaderni e perne, il servizio. Tanti fogli che cantano la bellezza della vita, un appello per la pace, centinaia di lettere scritte da ragazzi di tutte le religioni, da ogni ceto sociale, ragazzi che vogliono far sentire alle orecchie, al cuore di quelli che sono i grandi della terra, che loro non vogliono la guerra. Noi non vogliamo la guerra, non vogliamo nel nostro presente bombardamenti, vedere bambini che piangono, vedere famiglie distrutte, case distrutte, ma ancora di più, vedere la dignità dell'uomo distrutta.
Allora il mondo scuola, se è realmente palestra di vita, cosa possiamo fare noi? Bene, ci siamo anche noi armati, ma non abbiamo Kalashnikov e bombe o mitra, noi abbiamo fogli, quaderni, colori e tanta voglia di dire ai grandi della terra, che forse di grandi hanno solo questa parola: noi non ci stiamo con la guerra, fate di tutto, perché queste centinaia e centinaia di lettere che io stesso consegnerò a Papa Francesco, che farò arrivare ai vari capi dello Stato, che farò arrivare a qualche ministro della nostra Repubblica Italiana, siano realmente una carezza, ecco, non voglio dire uno schiaffo, una carezza da parte di tutti quei ragazzi che la sera vanno a letto e non riescono a dormire perché non credono che domani non esiste. Loro sognano un futuro di gioia, di pace, di serenità, di amore alla vita, e non è necessario che una bomba venga lanciata verso l'Italia, verso la Sicilia. C'è una bomba invisibile che si chiama paura, c'è una bomba invisibile che si chiama cattiveria, che noi vogliamo allontanare, frantumare, perché i nostri ragazzi hanno bisogno di un mondo più vero e di gente che non ha un prezzo e che non si può né comprare né vendere, come quello che dirà adesso Marco. Come ha già detto, abbiamo scritto questi messaggi per lanciare un messaggio e per non aver più paura magari di creare il nostro futuro e dover avere la paura di affrontare delle guerre o essere a rischio o magari far soffrire anche delle famiglie. Sono tante lettere che noi abbiamo scritto, come vedete, anche con il tricolore, perché il Parlamento della legalità internazionale, di cui tanti ragazzi come Marco ne fanno parte, credono che nessuna notte deve essere così lunga da impedire al giorno di ritornare, perché il nostro giorno si chiama giorno di pace. Cadono in Cassazione alcune accuse per la giudice Saguto, altre imputazioni hanno retto, il processo torna in appello. La Saguto attualmente è sotto processo per corruzione, falso e abuso d'ufficio. Il servizio. Arrivata la sentenza della Cassazione per Silvana Saguto, l'ex presidente della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, già radiata dalla magistratura, per il momento non andrà in carcere. La sesta sezione della Corte di Cassazione ha deciso di annullare con rinvio la sentenza con la quale l'ex magistrata era stata condannata in appello a 8 anni e 10 mesi di reclusione. La pena per Saguto, dunque, dovrà essere rideterminata al ribasso con un processo di appello bis davanti ai giudici di Caltanissetta. Stessa sorte, cioè un nuovo processo d'appello, anche per altri imputati, come il suo braccio destro, l'avvocato Gaetano Cappellano Seminara, che negli ultimi anni aveva avuto affidate decine di amministrazioni giudiziarie, già condannato a 7 anni e 7 mesi. Rinvio anche per il marito dell'ex magistrato Lorenzo Caramanna, già condannato a 6 anni e 2 mesi, per l'amministratore giudiziario Roberto Sant'Angelo, per Carmelo Provenzano, professore dell'Università Core di Enna, e per Rosolino Nasca, tenente colonnello della Guardia di Finanza in servizio alla DIA. Anche per loro niente carcere e processi d'appello tutti da rifare. È stata invece del tutto annullata la condanna a 1 anno e 4 mesi inflitta a Walter Virga, l'imputato dal quale era partita tutta l'inchiesta. Stessa decisione per il figlio dell'ex giudice Emanuele Caramanna, per Roberto Di Maria, preside della facoltà di giurisprudenza di Enna, per Maria Ingrao, moglie di Provenzano, e per Calogero Manta. Diventa invece definitiva, ed è l'unico caso, la condanna a 3 anni inflitta all'ex prefetto di Palermo. L'analisi del dispositivo richiederà tempo, come richiederà tempo un nuovo processo d'appello. Chi dunque si aspetta giustizia per la vicenda che ha visto coinvolti l'ex giudice Silvana Saguto e il suo cosiddetto cerchio magico dovrà aspettare ancora a lungo. Una videoconferenza è stata organizzata al Liceo Scientifico Leonardo di Agrigento dagli alunni del Dipartimento di Disegno e Storia dell'Arte, cui ha partecipato il professor Vittorio Sgarbi, per approfondire la conoscenza delle opere d'arte esposte nella mostra Leonardo e le sue bottega, la Vergine delle Rocce, in corso attualmente alla Valle dei Templi di Agrigento, visitata nei giorni scorsi proprio dagli studenti del Leonardo. Il servizio. Il Liceo Scientifico Leonardo, nell'ambito della videoconferenza organizzata dal professore Zarbo e dai docenti di Dipartimento di Disegno e di Storia dell'Arte, ha incontrato il sottosegretario di Stato alla Cultura, onorevole professore Vittorio Sgarbi,
per approfondire la conoscenza delle opere d'arte esposte nella mostra Leonardo e la sua bottega, la Vergine delle Rocce, in corso alla Valle dei Templi di Agrigento, visitata nei giorni scorsi dagli studenti e dai docenti. Presente all'incontro la dirigente scolastica dell'istituto, Patrizia Pilato. Nel corso della videoconferenza il professore Sgarbi si è soffermato sulla figura di Leonardo da Vinci, evidenziando la matrice filosofica delle sue opere, come la Vergine delle Rocce, soggetto dipinte dal genio del Rinascimento, in altre due versioni, una seguita nel 1483 e l'altra nel 1486, oggi esposta al Museo Louvre di Parigi. L'altra fu realizzata tra il 1506 e il 1508, conservata alla National Gallery di Londra. Oltre alla figura di Leonardo e alla Vergine delle Rocce, il docente Sgarbi, rispondendo alle domande degli studenti, ha illustrato le caratteristiche principali delle altre opere realizzate dagli allievi della bottega del Leonardo, come Martino Piazza da Lodi, Cesare De Sesto, Marco Doggiorno, Gian Pietrino, tra i maggiori esponenti della pittura rinascimentale lombarda. Durante l'incontro in videoconferenza, gli alunni hanno mostrato al professore Sgarbi il catalogo delle opere della mostra, con testi in lingua italiana e in lingua inglese, che rimandano alle analisi dei dipinti, realizzato come prodotto finale del percorso didattico per consolidare le conoscenze acquisite e mettere in pratica le proprie competenze e abilità disciplinari e linguistiche. Al termine della videoconferenza il professore Sgarbi si è complimentato con la dirigente scolastica dottoressa Pilato, con il professore Zarbo e con i docenti del Dipartimento di Storia e gli studenti del Liceo Leonardo per le iniziative e le attività di approfondimento svolte per la qualità delle domande formulate dagli alunni. Il professore Sgarbi inoltre ha manifestato la volontà personale di visitare l'istituto e conoscere la comunità scolastica leonardina nella sua prossima visita nella nostra città. Linea alla regia per gli spot pubblicitari. Si svolgerà domenica 22 la giornata dedicata alla balbuzia nel mondo. In merito abbiamo sentito il parere dell'esperto dottor Salvatore Buccheri, psicologo e psicoterapeuta. Salve, sono il dottore Salvatore Antonio Buccheri, sono uno psicologo, psicoterapeuta e da 25 anni mi occupo di balbuzie, sia come attività clinica, quindi la cura della balbuzia, che anche come sperimentazione e studio approfondimenti. Il giorno 22 ottobre è la giornata internazionale della consapevolezza della balbuzia, giornata che vuole sensibilizzare e accendere fari su questa problematica. Una problematica veramente grave, profonda e anche invalidante per chi la vive. Badate che balbettare non è soltanto quel blocco che vediamo, quella ripetizione, ma la persona che balbetta è attanagliata in tanta sofferenza che si esplica in tutti i settori della vita, dalla scuola al lavoro, alle relazioni, al parlare al telefono, al citofono e tantissime altre attività che non riesce a svolgere nel miglior modo possibile, perché amplifica questa problematica. E spesso mi arrivano delle persone al mio centro senza speranze, che magari hanno avuto dei fallimenti, non hanno trovato la risposta giusta e pensano che non ci sia assolutamente soluzione. Invece non è così. Esistono tante terapie importanti, tante terapie efficaci, tanti gruppi con cui ci si può confrontare per trovare una buona via d'uscita e aumentare la qualità della vita. Io ho messo a punto un metodo della psicofluenza che ho sperimentato e perfezionato e che è molto utile per aiutare sia bambini che adulti che balbettano. Io ringrazio Televideo Agrigento per questo spazio e invito tutti ad un convegno che si terrà il 28 ottobre alle ore 16 via internet. Basta avere un telefonino oppure sul computer e aprire il link che vi posso inviare per chi è interessato. Lo invierò ovviamente alla redazione e chi volesse può anche inviarmi un WhatsApp e la segretaria risponderà tranquillamente inviando il link. Il numero a cui potete riferire è 380
70 919 63. Vi ringrazio. E un piromane dipendente del comune di Librizia, addetto alla manutenzione dell'acquedotto, avrebbe tentato di dar vita a un incendio boschivo. L'uomo è stato arrestato, posto ai domiciliari su ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Patti su richiesta della locale procura, il servizio di Messina. Oggi i carabinieri della compagnia di Patti hanno eseguito un'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Patti nei confronti di un dipendente del comune di Librizzi, sul cui conto sono stati riconosciuti gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di tentato incendio boschivo. I fatti risalgono al 17 settembre del 2023, quando un'ampia area boschiva di circa 100 metri quadri era stata interessata da un forte incendio. L'area si trovava a poca distanza da un insediamento abitativo dove erano state installate da poco bombole di gas all'esterno che rendevano la situazione ancora più pericolosa. L'incendio era apparso subito, grave e dimostrava chiara origine dolosa e senza il tempestivo intervento dei soccorritori le fiamme avrebbero potuto propagarsi ulteriormente. È stato massiccio il dispiegamento di mezzi e uomini impiegati per domare le fiamme. Ad incastrare l'indagato sono stati alcuni filmati registrati da videocamere appositamente predisposte che mostrano l'arrivo dell'auto e il momento in cui l'uomo allunga il braccio dal finestrino per lanciare l'innesco nella vegetazione. All'uomo è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari presso la sua abitazione. In ogni caso le indagini sono ancora in fase preliminare, per cui vige ancora il principio di non colpevolezza sino a sentenza. Si svolgerà domenica prossima alle ore 12 una festa per i primi 600 giorni senza spari al poligono Drasi di Punta Bianca, un'iniziativa organizzata da Mare Amico di Agrigento che, grazie all'impegno e a quello suo del responsabile Claudio Lombardo, vuole sottolineare questo importante traguardo raggiunto, un appello alla gente a partecipare in questo momento di allegria e festa al traguardo che si è raggiunto. Sentiamo una dichiarazione di Claudio Lombardo. Domenica prossima, 22 ottobre, ricorrono i primi 600 giorni senza esercitazioni militari a Punta Bianca. E noi vogliamo festeggiare questa ricorrenza con una grande festa che si svolgerà intorno a mezzogiorno a Drasi. Potete venire con qualsiasi mezzo, alcuni verranno a cavallo, altri in bicicletta, altri a piedi. Vi aspettiamo alle 12 al poligono di Drasi. E nella notte a Villafranca di Rena, nel Messinese, sono state evacuate alcune villette lambite da incendi di vegetazione. Sono stati impegnati 67 vigili del fuoco e 22 mezzi antincendio. Già durante la prima giornata di allerta per caldo anomalo e scirocco divampa il primo incendio nel Messinese, nei pressi di Villafranca. Precisamente sembra essere partito da Calvaruso e poi essersi diffuso nei dintorni. Sono Sant'Agata, Tortorici, Capodorlando, San Piero Patti, Merie e Milazzo le aree colpite. I vigili del fuoco sono intervenuti in nottata e continuano a lavorare per domare le fiamme. Le forti raffiche di vento hanno ampliato l'incendio e molti sono i disagi che sta creando a tutta la popolazione. Numerosi i mezzi dispiegati per l'intervento. L'incendio ha creato gravi danni a case e strutture, oltre che disagi. Tanti hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni per sicurezza. Gli sfogli erano già iniziati questa notte. Era stata chiusa anche l'autostrada 19 Palermo-Catania in entrambe le direzioni. Riaperta da poco la carreggiata verso Palermo, rimane ancora bloccata quella in direzione Catania. Il sindaco Giuseppe Cavallaro ha diramato stamani un avviso comunicando che tutte le scuole e gli uffici pubblici sarebbero rimasti chiusi. Matteo Valentino Colucci, icona della nostra Acragas, ha partecipato recentemente a una trasmissione nel canale sportivo nazionale Sport Italia, ospite di Michele Criscitello. Si è parlato degli Acragas, degli obiettivi fino ancora raggiunti e quelli del suo futuro calcistico. Sentiamo un estratto del suo intervento. Allora, bancarella di Agrigento, direttamente, ringraziamo l'assessore, L'assessore Gerlando Pipero ti ringrazia tanto, ringrazia te, Alfredo, Sport Italia, per la visibilità che avete dato a questa città a livello sportivo e non solo a livello sportivo. Ragazzi, c'è lo squadrone Ciama ex Catania, Moremoto ex Catania, c'è l'Italia in attacco. Stiamo facendo bene, Michele, stiamo facendo bene. Speriamo, il nostro obiettivo è quello di una salvezza tranquilla, una salvezza tranquilla
aspetta. La sciarpa ci vuole. Eccola qua, assessore, la sciarpa dell'Agricent ci vuole. E poi questi li possiamo regalare? Sì, quelli li potete regalare, li puoi dare ai signori presenti. Pier Bellinazzo, dell'Agrigento, un suonetto Agrigento anche qua, Bologna pure, e direttamente a Formentera, Milano e Monza, eccoci qua, il souvenir d'Agrigento. Arriva direttamente dal Consiglio Comunale di Agrigento. Mi raccomando. Dall'assessore Pimparo. Dall'assessore, grazie assessore. Andremo tra poco a Torino. Fate un attimo i saluti al nostro presidente che oggi ha fatto il compleanno, al presidente sono fuori, al presidente Leni. Tantissimi auguri e speriamo quest'anno di fare un buon campionato. 40 e poi vi divertite. Esatto. Bene. Tu dici sempre così che va sempre bene. Molto, allora andiamo subito a salutare Giovanni Albanese da Torino, ormai è diventato un caos ma siamo sempre a Torino. Manuel Parlato da Napoli, eccoli qui, Albanese e Manuel Parlato da Napoli e da Torino. Aspettate 40 secondi super spot e poi iniziamo a parlare degli ultimi argomenti, attualità e poi andremo ovviamente sul campionato. E questo è tutto per TV Notizie, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni e vi auguriamo una buona serata.